Oggi ci troviamo allo stand della Sportiva, siamo in compagnia di Sandro De Zolt, area sviluppo prodotto, e parliamo di scarponi, novità 2018, due in particolare, uno classico e uno da gara super performante. Grazie di essere venuti a trovarci. Sì, siamo qui per presentare le novità dell'inverno 2018-19 e come giustamente dicevi abbiamo una novità incentrata sul mondo dello ski touring classico, per chi si avvicina a questo mondo magari passando dallo sci alpino o Per i neofiti. per i neofiti completi di questo mondo, appunto. Sono Solar e Stellar, sono due prodotti dal peso contenuto, dalla camminabilità molto elevata e incentrati sulla semplicità d'uso. Sono molto facili e molto semplici da utilizzare anche per chi non è avvezzo, diciamo, all'utilizzo di questi prodotti. Anche perché non sono tutti esperti, mentre invece quelli da gara. Esatto, abbiamo un altro prodotto da gara che si chiama Racetron ed è stato pensato, viste anche le nuove regolamentazioni che entreranno dalla prossima stagione agonistica, che impediscono l'uso ai giovani, alle categorie giovani, di prodotti con pezzi in fibra di carbonio. Per ragioni principalmente di sicurezza, quindi abbiamo pensato ad uno scarpone completamente in materiale plastico, leggero, performante e dalle caratteristiche sostanzialmente paragonabili ai nostri prodotti di alta gamma in fibra di carbonio. C'è una cosa molto particolare quest'anno, tanti auguri a voi, festeggiate il 90°, parliamo un pochino di quello che è la Sportiva. La Sportiva è un'azienda che è stanziata in Val di Fiemme dal 1928, Val di Fiemme, Trentino Alto Adige, Dolomiti, patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO. Siamo lì dal 1928, oramai siamo la quarta generazione con i figli di Lorenzo della Dio attualmente in azienda. Sì, loro hanno iniziato a costruire scarpe per i montanari, per chi andava a fare il boscaiolo, chi lavorava nei boschi, e poi negli anni si sono specializzati sul settore sportivo, appunto, da qui la calzoreria sportiva. Il settore sportivo che negli anni, come ben sapete, soprattutto adesso negli ultimi 20 con l'avvento del mondo outdoor, dello stare fuori, dall'arrampicata al trail running, al trekking, all'alpinismo e allo sci alpinismo che stiamo presentando noi, ci ha dato tante soddisfazioni e speriamo continui a darcene tante altre. Grazie Sandro, ci vediamo sui monti. Grazie a voi, a presto.